Ciao imbruttiti, oggi siamo a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza. Sta per iniziare l'aperitivo della domenica del caffè Madame. Sono venuto a chiedere ai veneti come si comportano a letto. Andiamo a vedere. Dimmi, qual è la tua posizione preferita? Perché una intanto, quella seria una buona roba. Non so di non andarmi ultimamente, però... Un angolo retto. Un angolo retto. Io sopra. Tu sopra. E non va d'accordo con la sua, Non me ne frega. Diciamo che ti sei sì qua. E davanti che non te guarda, se te guarda è un problema, lo te guarda. Pecorina che ha sempre il suo fascino, ma tutte quante? Pecorina? Andate d'accordo? No. Ah, non andate d'accordo. No, andiamo d'accordo in quella posizione là. Praticamente lei ha 4, cioè tipo cagnolino E a 4. e Mila Drio. Ho trovato quella giusta col poggio a pollici. Mi piace più quella quando che è sotto e mi sossora, semplicemente perché riesco a tirarla come un calzetto come quando che voglio. La tua preferita è sotto, ma anche sopra. Ma sopra di più perché posso fare quello che voglio. E senti anche un po' di più. Esatto. Decide, a me piace tutte. L'importante è che sia nuda, se si vestia, le fa mai. Che vuoi allenamento, che vuoi un po' di palestra, un po' di muscolo, un po' Tenere la posizione. tenere la posizione corretta. Sotto, perché faccio meno fatica. La tua donna ideale a letto deve essere come? Sposare la filosofia psicologica di un veneto. E quale sia la filosofia del Veneto? Semplice, che fai capire l'uomo che è a che piace farsi frustrare, che piace farsi proprio dominare, e mi l'ha incontento. Siamo gente semplice. 4 scuriai dopo al culo e dopo... Calda, Che senso? nel senso che non deve essere fredda. Mi deve scaldare, che mi deve fare le coccoline, deve essere tutto bello tenero, deve essere un fornetto. Il tempo che ti sta a una, a mesi, deve come montato in 2 o 3. Che sa dominare noi altri uomini, che sa farsi Ah, ti piace essere dominato? 7 volte sì, 7 volte. Che non abbia limiti. Che piace a tutto. Tutto. A parte che altri uomini, logicamente. Che non dica sempre no, cioè, che qualche sì o tira fuori ogni tanto. Una che prende l'iniziativa, lei. Che non deve sempre essere io. Adesso un poco comodì, Mi piace le robe comode. un poco comodì nel senso proprio del comò. Importante che mi faccia venire tante volte, Quello è l'importante. molto importante. Vabbè, master. Tipo no, una che sia là, passiva, come dire, là, che si muove, che fa, che te ciappa. Un po' maialino quanto basta. Un po' maialina, Un po' aggressiva. una tigrotta. Grotta, sì. Preliminari, sì o no? Certo, devi come andare tua coppa della Champions League, vuoi preliminari per andare in coppa. Quanto gli dura di solito? Un'oretta e mezza. Ah, che sei in dormenza, Lei deve fare quello che deve fare, io devo fare quello che devo fare. Nel senso, Potrebbe rispondermi anche un sasso così, però Tra qualche minuto, dai, giusto per... 2-3 minuti. Sì. 5 minuti, anche meno. Anche a meno. Mi piace. Mamma che lenta che è sta qua, 5 minuti. 5 minuti sono troppi. Sì? Ma mi va. Io vengo, amore. poco perché non dura tanto. Quindi bisogna che accorci i tempi. Sì, ma non massa, se no mi stufo. Basta 5 minuti, 9 pi. 5 minuti e dopo... E dopo si scommissa, se no sei massa. Quanto devono durare? Quanto lo decido io? Come voi due siete una coppia un po' strana, L'uomo veneto a letto, Ignorante come nella vita. Batte, ma non sa dove che il batte. Che monta ma non capisce cosa deve fare. Pensa di essere l'unico in realtà che si affila. Porco. Top. Cioè, siamo gente più maschi proprio. Dobbiamo vedere, insomma, l'uomo vero in letto. L'uomo veneto è maschio. Esatto. Il Veneto sei il Veneto, perché il Veneto che parole che un altro di un'altra regione non puoi avere. Il letto. Il letto, Per recitare te dobbiamo parlarti in veneto. quello prende di più. Se una accetta che mi so veneto, a sa che prestazione che abbiamo. E poco che famo al baffo a Rocco Siffredi. Sensuale, porcellino, però anche dolce, no? Un uomo con 2 palle quadrate. L'uomo veneto puro sangue è meraviglioso. È imprevedibile. Imprevedibile. Dipende da quanto beve. Sì, ruvidità proprio ci sa fare. Unico. Un monton, Un montone. pronto. Rotto, pure Non rotto. mai, non si stufa mai. E il Veneto sì,
una radice che Ciavare parte dal pube, si congiunge al cuore e il resto è poesia. Le zone erogene sono? Gli occhi. Gli occhi. Zona erogena bellissima, sono azzurri. Come i tuoi? Sì, anch'io una bella zona erogena, sì.